Così come si era iniziata la serata, si chiude con aspiranti allievi sul miglio. 8 al via, lo schieramento 1 René Pallebigi, 2 Asia LL, 3 Bagar, 4 Zagor MTT, 5 Brevart Zac, 6 Uragano Stecca, in seconda linea 7 Arcobaleno, 8 Zaccheo del Ronco. Partenza alla rottura di Brevard Zac LG, mentre si avvantaggia subito Zagor MTT che conquista la testa nei confronti di Asia LL. Bagar proteso all'esterno che cerca la terza posizione e la trova. Diversi errori fra gli avversari e quindi in vantaggio Zagor MTT. Numero 1 René Pallebigi squalificato. In 15-1 la squalifica per René Pallebigi, seconda posizione intanto per Asia LL, in terza c'è Bagar. Poi gli altri abbastanza alla spicciolata che inseguono. Completamento del quarto con Zagor MTT che cerca di moderare il ritmo e completa in 36 primi 400. Si trascina Asia LL, mentre per corsie esterne cerca di progredire Arcobaleno. Arcobaleno in percussione esterna. Avanza dopo 600 metri, completati in 40... 6 e 8 davanti alle tribune. Anche Zaccheo del Ronco in corsie esterne segue direttamente le mosse di Arcobaleno. Intanto gli 800 se ne sono andati in 1, 1 e 7 con Zagor MTT che continua a guidare liberamente. Si impegna Arcobaleno all'esterno per raggiungere Asia LL. Intanto chilometro in 1,17,3 con 31 con 15,6 di frazione. Ora prova in terza ruota anche Zaccheo del Ronco che scatta a 500 dalla conclusione. Intanto è sempre netto comunque il margine di vantaggio di Zagor MTT all'attacco della curva conclusiva. Al suo inseguimento sono soprattutto Zaccheo del Ronco. Retta d'arrivo con Zagor MTT in vantaggio. Zagor MTT che nel finale controlla la situazione e viene a vincere nettamente. Secondo posto per Asia LL, al terzo finisce Zaccheo del Ronco che controlla tutti i tentativi di Bagar. La vittoria quindi per Zagor MTT, Alessandro Esposito in sediolo. Il training è quello di Lorenzo Baldi per conto del signor Stefano Lago. Bel primo piano per Alessandro Esposito e Zagor MTT e ritornano così alla vittoria in percorso di testa. È tutto per questo convegno di corse dall'ippodromo del Savio. L'appuntamento è per domani sera con il Gran Premio Città di Cesena.